Bene, da come avrete visto dalla mascherina, oggi parleremo di talismani, che non sono da confondere con gli amuleti e con i sigilli. Diciamo che i talismani viaggiano più che altro a fianco ai sigilli e gli amuleti sono totalmente un'altra cosa. La prima cosa che uno si chiede: sono potenti, valgono i talismani? Sì, i talismani valgono molto e possono aiutare. Sono praticamente dei sigilli, ma magari fatti con altri materiali. Possono essere, di solito in teoria, dico in teoria, dovrebbero essere fatti al momento, però si possono utilizzare anche degli oggetti magari cari al possessore. Generalmente si fanno o in oro oppure in materiale solido che possa resistere, perché vengono impregnati delle energie che l'operatore magico imprime a dipendenza dei bisogni. Chiaramente ogni talismano deve soddisfare un bisogno, un bisogno astrale energetico del richiedente l'oggetto, praticamente di protezione, perché praticamente il talismano va a chiudere, a rinforzare la carenza energetica vibrazionale del soggetto che lo chiede. Sono quasi come dei sigilli, solo che nei sigilli, ad esempio, abbiamo i sigilli planetari salomonici, e i talismani possono essere anche caricati con geni, a dipendenza sempre dell'operatore che li crea. Il suo costo parte sicuramente da minimo 120 euro e vanno fino a 1000-2000 euro, a dipendenza sempre del bisogno delle forze che si vanno a imprimere, alle energie che si vanno a imprimere sull'oggetto. Alcuni talismani hanno una durata, altri invece durano tutta una vita quanto la vita del possessore. I talismani migliori sono chiaramente fatti quelli in oro, ma sono anche più rari. Io personalmente ho potuto analizzare dei talismani che erano più che altro dei sigilli, e devo dire che alcuni talismani erano dormienti, nel senso che non operavano attivamente, aspettavano solamente che chi li aveva commissionati aveva bisogno di quella determinata energia, ma se analizzavano col pendolino radioesteticamente sembravano che stessero dormendo. Nella realtà non è che erano inattivi, è che chi li aveva commissionati in quel momento lì non aveva bisogno di quelle forze e quelle energie. Praticamente, a dipendenza sempre dell'operatore che li costruisce, li crea, praticamente ogni talismano ha una qualità che gli imprime la qualità dell'anima dell'operatore magico. Quindi ci saranno talismani più potenti e meno potenti che fanno esattamente le stesse cose. Chiaramente più l'operatore è qualificato, ha competenze e usa materiali di prima qualità, e più chiaramente il talismano ha una sua potenza propria. Di conseguenza gli amuleti, che molto spesso la gente li confonde, sono praticamente degli oggetti con impresso un'egregora gigantesca, che classico esempio è il cornetto, il ferro di cavallo, ma questo ne parleremo poi in un'altra pillola in modo dettagliato. Quindi, cari miei, se volete farvi un talismano, fatevelo fare da gente competente, con delle qualità animiche anche molto importanti, e non da gente che magari si improvvisa a fare talismani perché ha visto sul web o ha comprato 2 libriciattoli e poi incomincia a mandare in giro talismani, anche perché bisogna stare attento che alcuni talismani non è che come si suol dire, sono innocui, nel senso che visto che hanno un'energia propria, se il talismano viene perso, rotto, rubato o quant'altro, praticamente si crea un danno karmico, e quindi di conseguenza anche chi crea i talismani deve rendersi conto che in un certo senso deve creare delle porte di sicurezza, che se il talismano viene rovinato, rotto, bruciato, quant'altro, si deve automaticamente disinnescare. Ecco, cari amici, vi ho detto tutto per questa pillola, un piccolo accenno sui talismani. Mi raccomando, se volete farvi fare un talismano, fatevelo fare da gente competente, anche animica, e vi voglio anche ricordare che i talismani costano,
costano e non sono cianfrusaglie da bazar. Dovete sempre pensare che quando fate un talismano fate qualcosa che vi aiuterà per tutta la vita in modo attivo. Sono praticamente come sigilli, magari un attimino diversi perché si preferisce ad esempio avere degli oggetti di oro, di rame, di quant'altro, e possono anche assumere delle forme praticamente tipo croci, chiavi e quant'altro. La forma poi sta sempre all'operatore e all'utente che lo richiede. Generalmente si usano talismani con forme cabalistiche, con forme che richiamano un po' il linguaggio ebraico, perché fondamentalmente sono stati ripresi da quella cultura. Comunque bisogna anche dire che ci sono talismani che hanno forme del Sud America, dell'Africa e quant'altro. Quindi la forma in sé non incide sulla qualità delle energie interiori. Ripeto, le energie interiori vengono quantificate nella maestria, nella qualità dell'operatore magico che le imprime e le richiame dai vari piani astrali. Quindi ricordiamoci sempre che poi i talismani lavorano nell'astrale e quindi sono praticamente delle chiavi, delle porte che proteggono l'astrale e lo incentivano in modo attivo. Dovete sempre capire questa differenza. Quando si parla di talismani o di sigilli non si parla mai di una forza attiva, visibile, ma sempre di una forza che non si vede ma che nell'astrale lavora continuamente e nel modo giusto, soprattutto ad esempio i sigilli planetari che usano le forze planetarie. Detto questo, cari amici, per il momento questa è una piccola pillola del vostro Marietto veneziano. Vi chiedo, se non vi siete ancora iscritti al canale di questo social, di iscrivervi e se no di venirci anche a trovare sugli altri social in cui ho messo in descrizione il link per poterci seguire. Grazie cari amici e vi chiedo ancora di iscrivervi al canale di Hildegarda e Marietto Veneziano. Grazie e ciao!